Un cordiale buongiorno, benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Oggi 4 novembre, il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. Il presidente del Senato Ignazio La Russa è giunto sotto una pioggia battente al Sacrario Militare di Re di Puglia. Ad accoglierlo erano autorità civili e militari, c'erano anche il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani e il generale di Corpo d'Armata Salvatore Camporeale. Il Sacrario custodisce le salme di 100.000 caduti durante la Grande Guerra. A seguire per noi la cerimonia Andrea Pierini. È stata una giornata speciale, come sempre, come ogni 4 novembre, quando si celebrano le forze armate. Al Sacrario di Re di Puglia quest'anno è venuto il neoeletto presidente del Senato Ignazio La Russa, ma tante le autorità, prefetti, questori, autorità civili come i sindaci di tutta la zona, l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che ha presenziato a nome del presidente Fedriga, impegnato a Roma con la cerimonia di Eyof. Vedete i reparti schierati, purtroppo un acquazzone proprio nel momento in cui il presidente del Senato Ignazio La Russa è arrivato a Re di Puglia e ha deposto la corona, ha un po' rovinato questa festa, ma oggi è tornato anche il pubblico, tanti parenti dei soldati schierati, ma anche gente in gita, e questo forse è la cosa più bella di questa giornata. Ma ascoltiamo dalle parole di Ignazio La Russa le emozioni di questo 4 novembre a Re di Puglia. Una giornata importante e speciale oggi. Illuminata dal grande ricordo verso i caduti di tutte le guerre nel nome della patria. Abbiamo dato il presente alla loro memoria e lo abbiamo scritto sull'albo d'onore, come credo è avvenuto ogni anno e come spero avverrà per sempre. Grazie. Sembra paradossale parlare ancora oggi di guerra, pensiamo all'Ucraina, all'invasione della Russia, e qua piangiamo i morti di 2 guerre mondiali. Oggi celebriamo la festa delle forze armate, la festa dell'unità nazionale. Paradossale o noi a loro che dobbiamo memoria e gratitudine. No, paradossale parlare di guerra. Sì, non parliamo di guerra, infatti parliamo di memoria di coloro che sono caduti nel nome della patria. Come detto, una giornata importante quella di oggi, quella del 4 novembre, una giornata importante che, come ricordano i politici presenti al Sacrario, deve unire e non dividere. Una giornata importante per tutti, dove non ci devono essere divisioni, si ricorda l'unità, si ricorda anche i caduti per la nostra unità, da una parte e dall'altra in un territorio come il nostro, e si ricorda soprattutto anche lo straordinario lavoro delle forze armate in tempo di guerra, ma mi permetto di dire anche in tempo di pace, e questo territorio lo sa, lo ha provato sulla propria pelle, e quindi il ringraziamento va anche agli uomini in armi che sono sempre disponibili per il bene del Paese. Il 4 novembre è un simbolo per tutta Italia, in particolare per la nostra terra, per questo territorio di confine, per tutto quello che è la storia, ma è anche volano di visite importanti su questo territorio come lo sono state negli anni passati. L'occasione è quella di oggi, anche quella di parlare della ricandidatura in Friuli Venezia Giulia del presidente uscente Massimiliano Fedriga. Secondo il ministro Ciriani non è in discussione ovviamente la sua ricandidatura, e qualora lo fosse, risponde ai nostri microfoni, a pretendere quel posto non dovrebbe essere il partito di Forza Italia. Quanto la situazione in Lombardia potrebbe pesare sul futuro della candidatura di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia? Zero. Nessun dubbio? Sento voci un po' strane, ma io credo che se Fedriga desidera essere candidato, ha, come dire, il diritto di prelazione sulla candidatura. Dopodiché, se non tocca la Lega, certamente non tocca Forza Italia. Cambiamo completamente argomento, maltempo diffuso in tutta la regione Friuli Venezia Giulia con allerta arancione. Forte pioggia e vento forte hanno causato allagamenti e la caduta di alberi, ma almeno per adesso non si sono registrate forti criticità sul territorio. Il direttore della Protezione Civile Amedeo Aristei ha assicurato che l'emergenza maltempo dovrebbe esaurirsi entro la serata di oggi.
Direttore, dunque, allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, allo stato com'è la situazione? Quanti operatori stanno a protezione civile stanno operando, ma soprattutto quali criticità abbiamo evidenziato al momento? Sì, tutto sommato questa allerta arancione ha determinato delle problematiche localizzate, quindi non diffuse e diciamo per il momento è andata abbastanza bene. Abbiamo naturalmente avuto degli accumuli importanti, soprattutto nella zona pedemontana, in particolare 156 mm nella zona di Ucea. Ma il sistema ha retto perché l'acqua è riuscita a defluire in modo ordinato, per cui non abbiamo avuto delle grosse criticità, se non come ripeto, dei puntuali elementi di allagamento piuttosto che di altre criticità collegate. Quanti operatori, quanti volontari della protezione civile al momento sono operativi o pronti per intervenire? Ma allora il nostro sistema è allertato, quindi tutti gli operatori di protezione civile sono pronti ad uscire. Attualmente non abbiamo, se non per appunto taglio alberi piuttosto che allagamenti in zone localizzate, abbiamo poche centinaia di volontari al lavoro. Però il sistema è pronto perché con l'allerta arancione noi abbiamo la possibilità appunto di dispiegare tutto il sistema che conta su più di 6.000 volontari dei gruppi comunali immediatamente pronti e disponibili. Noi ci aspettiamo che questo fronte con il primo pomeriggio inizi a diminuire la sua intensità per poi esaurirsi nel corso del tardo pomeriggio e la serata di oggi. La neve scenderà in quota nell'ultima fase del transito di questa perturbazione. Per poi terminare la perturbazione passerà, lascerà spazio a delle giornate di bel tempo e quindi sicuramente poi la fase critica sarà alle spalle. Sta nettamente migliorando la situazione sulla costa di Grado dopo la mareggiata che si è verificata questa mattina, agevolata dal forte vento e dal fenomeno dell'acqua alta. L'allarme è scattato alle 7:20 quando il mare ha raggiunto e superato il livello 1,26 metri. A causa del mare mosso, parte della spiaggia è stata erosa e l'acqua alta ha provocato allagamenti nella zona del Mandracchio e lungo alcune vie della Città del Sole. I volontari della squadra comunale di protezione civile da questa mattina sono all'opera per contenere i danni e continuano a monitorare la situazione. Fortunatamente non si registrano particolari criticità. E a causa del maltempo e dell'acqua alta questa mattina un bidone contenente sostanze oleose è finito accidentalmente in laguna a Marano. I volontari della squadra comunale di protezione civile sono immediatamente intervenuti insieme agli uomini della Capitaneria di Porto e al tecnico del comune per contenere lo sversamento ed evitare così la diffusione di inquinante nella laguna. Passiamo alla cronaca. Un uomo di circa 80 anni è stato trovato privo di vita nella propria abitazione in via del Verde a Mels di Colloredo di Montalbano. L'anziano era riverso a terra a pian terreno della propria casa da 2 giorni, non si avevano più notizie di lui. L'ultima volta i vicini lo avevano notato mercoledì mentre andava nel centro del paese per andare a prendere il pane e il latte. Oggi la tragica scoperta, il corpo è stato trovato senza vita. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Udine assieme ai vigili del fuoco. Un uomo invece di poco meno di 40 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere di Buia. Stava utilizzando un macchinario per il movimento della terra quando il veicolo, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è ribaltato lungo un crinale. L'uomo, che ha riportato diverse contusioni, non è riuscito a venire fuori dall'abitacolo e non senza difficoltà ha allertato i soccorsi. Sul posto sono stati inviati l'elicottero del 118 e un'ambulanza da 300 per liberare l'uomo dal mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, poi è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Udine. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Più di 240.000 giocattoli, tutti con marchi contraffatti, Disney e Pokémon, sono stati sequestrati dai finanzieri a Malborghetto Valbruna. Erano a bordo di un camion che stava arrivando dall'est Europa ed era diretto verso il centro Italia.
Forse i più piccoli, ai quali quando si tratta di giocattoli non sfuggono i dettagli, se ne sarebbero accorti. Più difficilmente l'avrebbero fatto i loro genitori, trovandoli tra gli scaffali dei negozi o sui banconi dei mercati. Questi giocattoli, tutti marchiati Disney e Pokémon, sono contraffatti. Tutti di buona fattura, avrebbero tratto in inganno i consumatori finali, se non fosse che sono stati intercettati dalle fiamme gialle della compagnia di Tarvisio. 241.000 pezzi destinati a quanto pare al centro Italia, trasportati a bordo di un automezzo commerciale proveniente dalla Polonia. I finanzieri lo hanno fermato lungo la statale 13 Pontebana, nel comune di Malborghetto Valbruna. Le fiamme gialle hanno riscontrato la falsità dei celebri marchi riportati sulla merce trasportata. L'autista dell'automezzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Udine per aver introdotto in Italia prodotti con falsi marchi Disney e Pokémon. Il veicolo utilizzato per il trasporto e 241.000 giocattoli sono stati sottoposti a sequestro. Tra questi le carte Pokémon in confezioni singole o nelle scatole, con le quali i più piccoli si sfidano, ma anche tanti peluche di Pikachu e degli altri personaggi del celebre cartone animato, ghiottonerie per i bambini. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli attuati dal Comando Provinciale di Udine della Guardia di Finanza lungo il confine nord-orientale tarvisiano per contrastare i traffici illeciti e la contraffazione a salvaguardia del tessuto produttivo italiano. Andiamo adesso a Coseano, dove il Coro Musiche d'Incanto festeggia i suoi 40 anni di attività. Inatteso fuori programma al concerto sui 40 anni di Musiche d'Incanto, corale di Coseano fondata nel 1982 con repertorio di villotte classiche e Missa Secunda Pontificalis di Lorenzo Perosi, arricchito col tempo da diverse messe, mottetti, canti popolari e brani di autori della musica classica sotto la direzione di Cornelio Piccoli. In ricorrenza del quarantennale c'era il concerto per tromba ed organo del duo Andrea Brusini e Massimiliano Migliorin, che si sarebbe dovuto svolgere all'organo collocato in parete d'ingresso in cantoria della chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo di Coseano con strumento a canne della ditta Beniamino Zanin, datato 1933, ma già dalle prove sono emerse lacune armoniche strumentali che hanno giocoforza costretto i musicisti ad esibirsi all'organo elettronico a fianco dell'altare principale della chiesa. Un fuori programma non senza sorprese per il pubblico, che ha comunque avuto agio di apprezzare l'esibizione di giovani musicisti. Massimiliano Migliorin, formatosi all'organo e composizione organistica ai Conservatori Tomadini di Udine e Tartini di Trieste. Andrea Brusini, trombettista formatosi allo strumento a fiato già dall'età di 3 anni, con maestri di prestigio, vanta già un curricula di riconoscimenti preziosi. Chiudiamo con un'ultimissima notizia relativa al maltempo. Una frana si è verificata poco fa in Valle Resia, dove una colata di detriti è caduta dalla sponda di un rio sopra la ex provinciale che attraversa la vallata. A breve una ditta specializzata, su indicazione dell'ente decentramento regionale, interverrà per rimuovere l'ammasso di detriti e ripristinare la viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita. Al momento il transito è interdetto. Fortunatamente si prevede una veloce risoluzione della problematica concausata dal maltempo. Come detto, era questa l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione, però rimanete con noi perché tra poco torneremo con A voi la linea.